Aragona e idealmente tutta Italia oggi dà l'ultimo saluto a Carmelo e Laura, i due fratellini di 9 e 7 anni morti nella tragedia della riserva delle Macalube. Tutto è pronto alla chiesa Maria Vergine di Pompei per la celebrazione della messa officiata dal vicario dell'arcivescovo padre Melchiorre Vutera e da don Salvatore Falzone, il cappellano militare dei carabinieri che dal giorno della tragedia non ha lasciato un solo istante papà Rosario Mulone, carabiniere in servizio alla stazione di Ioppolo Giancaxio, e mamma Giovanna. È il giorno del lutto cittadino ad Aragona. Oggi pomeriggio negozi chiusi nel momento dei funerali, celebrati in forma assolutamente privata, come chiesto dai genitori. Ci sarà uno schermo gigante piazzato nelle vicinanze della chiesa. Ai funerali sarà presente anche il comandante generale dei carabinieri Leonardo Gallitelli e quello regionale Giuseppe Governale. Un dolore che ha colpito l'intera comunità. Conosce la famiglia Mulone? Io no, ma il bambino veniva qui. Che ricordi ha? Bellissimi, non ci sono parole. Cosa si sente di dire sulla tragedia? Non so che dire, signore. Prego questi genitori che vanno avanti. Non ce la facciamo noi. Non ci sono parole, semplice. Voi che conoscete le Macalube ve l'aspettavate? Francamente non è successo mai niente, però ora c'è da stare attenti. Li conosciamo a fondo. Poveraccio ci ha pensato un bacio, ci ha pensato figli e io due vivo per come nazione. Tutto il paese naturalmente è in lutto, tutto a sentire una notizia simile. Cosa si sente di dire a questi due genitori? Io mi sento di dire a questi genitori le metto una mano del Signore. I bambini sicuramente sono in cielo col Signore. Quando mi sento dire, dici, Dio dov'era? Dio era là, mezzo al fango, che soffriva con quei bambini. Una tragedia, ve l'aspettavate? No, veramente non l'aspettavamo. Due bambine, una bambina andava a scuola con mio nipote. Brave, che lavoravamo con sua zia in fabbrica in Belgio, famiglia bravissima. Io piango. Oggi è il giorno del silenzio e non delle polemiche e Legambiente, ente gestore della riserva, tirata pesantemente in ballo della regione, non intende replicare a quanto sostenuto. La dirigente Claudia Casa al citofono della sede ci rilascia questa dichiarazione. Noi oggi, per rispetto del lutto e dei funerali dei bambini, delle piccole vittime che si celebrerà oggi, abbiamo deciso di non rilasciare alcun tipo di dichiarazione. Oggi è solo il momento del lutto, del silenzio e del rispetto del dolore della famiglia. Nei giorni seguenti poi vedremo il da farsi.